La storia che vogliamo raccontare oggi ha come protagonisti due personaggi che sono entrati a pieno titolo nella storia del nostro paese. Se queste vicende che andremo a raccontare fossero arrivate alle orecchie di qualche regista dell'epoca, sicuramente andavano ad arricchire la fortunata serie di Don Camillo e Peppone, dal titolo Don Camillo, Peppone e la festa dell'Addolorata. Nel 1961 l'amministrazione del nostro paese era composta da socialisti e comunisti, i Rossi, capeggiata dal sindaco Peppone. All'opposizione c'erano i democristiani, i Bianchi, spalleggiata dall'Azione Cattolica e dalla Chiesa guidata dall'arciprete Don Camillo. I laici socialcomunisti non tolleravano questa ingerenza e cominciarono a corteggiare la comunità evangelica, diffamata quotidianamente dalla stragrande maggioranza dei locali cristiani, e stendevano a costruire la loro comunità a Milena. Di questa situazione trasse vantaggio il sindaco, che il 12 giugno del 1961 portò il culto della Chiesa evangelica nella sede del Partito Socialista Italiano, in piazza Garibaldi. In giro si diceva che lo fece per ripicca contro il parroco, che negò a lui e agli altri esponenti del Partito Socialista il biglietto di padrino della Cresima, amministrato in parrocchia dal vescovo. Al sindaco è stato vietato far da padrino, a norma del decreto numero 8, paragrafo 3, capitolo 2. Infatti, oltre ad essere sindaco di un'amministrazione socialista e comunista, era un esponente del Partito Socialista Italiano. Non era nemmeno cresimato, quindi anche per questo non poteva essere ammesso all'ufficio di padrino della Cresima. Cala il gelo tra le autorità civili e religiose. Il sindaco non saluta più il parroco. Il sindaco non demorde e si adopera a trovare una sede alla comunità evangelica. Il 17 luglio del 1961 organizza una riunione del Comitato per il Piano Regolatore per discutere dinanzi ad architetti ed ingegneri la ubicazione di edifici destinati al culto cattolico, asili e orfanotrofi. Partecipa anche l'arciprete, preoccupato che avrebbe fatto lasciare spazi ed aree per la costruzione della chiesa evangelica. A fine della tumultuosa riunione, davanti al dottor Giovanni Taddei, il sindaco dice all'arciprete: «Quest'anno non facciamo la festa dell'Addolorata». L'arciprete prende subito la palla al balzo e dice: «Ebbene, la festa sarà fatta dalla Chiesa, senza l'amministrazione», ringraziando tra sé il Signore perché spontaneamente il sindaco gli concedeva la festa dell'Addolorata fatta per più di 70 anni dall'amministrazione comunale, e si mette subito in azione. Dopo la clamorosa rinuncia dell'amministrazione comunale alla tradizionale festa dell'Addolorata, l'arciprete ringrazia nel suo cuore il Signore e si dà da fare per realizzare una festa grandiosa. Per prima cosa impegna il complesso bandistico La Combattenti di Caltanissetta, che intende far esibire sul palco di legno da montare in piazza Garibaldi. Ma in attesa scoppia la contestazione dalla base socialcomunista, che non ne approvano affatto la scelta e riescono a convincere al sindaco di fare un passo indietro. Inizia così una trasmissione a catena umana che parte dalla piazza diramandosi per ogni via, raggiungendo tutti i villaggi. Si diffonde la voce: se l'arciprete non permette al sindaco la festa dell'Addolorata, nel giorno della festa, mentre si fa la processione, si farà suonare e cantare l'orchestra per distogliere i fedeli dalla processione. Il 20 agosto si celebra la festa di Sant'Antonio e l'arciprete ha il suo da fare. Quel giorno il sindaco invita 150 uomini appartenenti a tutti i partiti per una riunione preliminare sulla festa ancora chiamata la festa comunale dell'Addolorata. Ma l'arciprete è un osso duro, non demorde, e alle 20:30, subito dopo la processione, si reca a trovarla a casa. Nel corso del breve ma agitato incontro, Don Camillo gli ricorda
che in data 17 luglio alle 17:30 egli aveva rinunziato all'organizzazione della festa. Il sindaco gli risponde: non lo ricordo più. Comunque, da parte mia la cederei volentieri, perché mi stanca la festa, richiede molte spese, ma sono i miei amici che la vogliono fare e non mi sento di respingere i loro desideri. Riconosce però di prendersi l'impegno che la musica sarà pagata dal mio comitato. Il 22 agosto si tiene in municipio una tumultuosa riunione. La proposta di meditazione e direzione della festa, assunta dal parroco, collaborato dal segretario comunale, viene bocciata. Vengono riconosciute e assunte le spese del contratto della musica e proprio non si digerisce il divieto di non fare esibire in occasione un'orchestra. Il 27 agosto il Consiglio Comunale, come la massa degli invitati, si dichiara contrario all'esclusione dell'orchestra e vuole farla esibire il lunedì dopo, come si faceva nello stesso anno nel comune vicino. Il giorno successivo i nostri Don Camillo e Peppone si incontrano nuovamente, ma ognuno resta fermo nella sua posizione, e allora il sindaco lancia la sfida. Dato che non viene permessa la festa né il sabato né il lunedì, noi non facciamo la festa dell'Addolorata e faremo la festa dell'Unità d'Italia, con la stessa fede, come se celebrassimo la festa dell'Addolorata. Io, caro arciprete, non posso inimicarmi il popolo. È preferibile che le ire popolari cadano su di lei, che ha le spalle più grosse delle mie ed è protetto dal manto della Madonna. Domenica 3 settembre i sacerdoti contrattaccano le dicerie fatte girare in paese e raccontano ai fedeli che la festa viene fatta dalla Chiesa perché il sindaco ha rifiutato, che non gli è stato permesso di prendere l'orchestra. Le vie di chiesa e comune si dividono definitivamente. Il clero si mette in moto per organizzare la sua prima festa dell'Addolorata. L'amministrazione prepara la festa del centenario dell'Unità d'Italia. L'orgoglioso arciprete intende dare la miglior risposta al sindaco con una buona festa senza il contributo del municipio e le agevolazioni del comune. Chiama a sé dei collaboratori, una decina di uomini dell'Azione Cattolica, coraggiosi, si stringono attorno e sfidano le ire del sindaco. Non mancano momenti di acceso contrasto che non sempre i capi riescono a frenare i loro più agitati attivisti. Tanto che l'arciprete, prima di andare a fare la questua presso i villaggi, va ad avvisare l'Arma dei Carabinieri per via delle minacce di ogni genere. Don Camillo bussa alla porta di tutti, ricco o povero, rosso o bianco. I suoi sforzi sono premiati. Don Camillo avrebbe raccolto di più se Peppone non avesse fatto circolare la voce che dopo l'arciprete passerà lui in persona per raccogliere per la festa grandiosa dell'Unità d'Italia. Ma la concorrenza in certi momenti diventa guerra. In piazza Garibaldi ci sono i lavori in corso di impietramento e di ammattonamento delle strade intorno. All'antivigilia della festa, la piazza, ove sia da svolgere la festa, è tutta ingombra e quel che è peggio che le botole delle fognature sono ancora aperte. Sarebbe stato pericoloso in quelle condizioni fare la festa in piazza. Il prefetto, avvertito per telegramma sul comportamento ostruzionistico, manda a Milena il sabato sera alle 19:30 il tenente dei carabinieri, che diffida la ditta per aver lasciato la piazza Garibaldi con le fogne aperte e ordina al sindaco di farle chiudere. Ma l'arciprete deve superare l'ultimo ostacolo, perché il sindaco non concede di montare il palco e quindi la banda musicale non può esibirsi nella piazza, che è proprietà dell'amministrazione. Tra un momento di rabbia e uno di preghiera, però, alla fine scende l'illuminazione. Il palco per la musica sarà il tetto dei portici del lato del campanile. Sarà più caratteristico. La festa religiosa riesce alla grande. La chiesa può fare la festa senza il sindaco. Il popolo partecipa alla processione e è ancora più numeroso alla Santa Messa. Nonostante il fatto che grazie al comune, al cinema situato in via Rimembranza, si può entrare con il biglietto ridotto,
la maggior parte del popolo dà prova di amare la festa religiosa. E la festa del primo centenario dell'Unità d'Italia? Si visse con armonia e con spirito di contrapposizione con quella dell'Addolorata. Riuscirono a far venire a Milena l'orchestra tanto gradita dal popolo e tutti scesero in piazza per ascoltarla. Il sindaco spese lire 600.000, quasi il doppio della festa dell'Addolorata. Non solo ebbe la possibilità di raccogliere l'intera somma, ma anzi gliene rimase una parte. Con la somma restante fece distribuire dei pacchi dono alle mamme e alle spose dei caduti in guerra del 1940 e 45 e ai neonati del 1961. Sicuramente non possiamo sapere come si sono conclusi i fatti, però è una delle pagine simpatiche della nostra storia, della storia del nostro paese. Ma noi pensiamo che sicuramente questi episodi, questa storia si è conclusa, come nei soliti film di Don Camillo e Peppone, con un lieto fine. È straordinario. Nel tirare a fregarci abbiamo ottenuto una perfetta identità di vedute, Già. Miracoli della distensione. Ah, sì. Sì.